Allora, quando ho deciso di fare un corso di ballo, io cercavo di muovermi, di imparare una cosa nuova che non avevo mai fatto perché mi piace tantissimo sperimentare e anche conoscere gente nuova, perché è bello conoscere gente e avere amicizie nuove. Quindi in questa scuola di ballo ho trovato tutto questo, sia una cosa nuova da imparare, sia delle amicizie nuove, che sono fortunata, è più di un anno che vengo e continuiamo a avere un bellissimo gruppo. Chi se baila è molto disponibile sia con gli orari e flessibile se qualcuno ha problemi, e poi la serietà dell'insegnamento è molto semplice e capibile, e se una persona non capisce si rifà e non vanno avanti lasciando indietro, cioè andiamo avanti tutti come classe, diciamo. In questa scuola mi è piaciuto intanto il fatto di essere sempre nello stesso posto, non cambiare posto, magari un anno la fanno in un luogo, un altro anno in un altro luogo. Il fatto di essere sempre nello stesso posto mi dà anche sicurezza. Non è che devi dire magari questa volta la fanno a Castelfranco, poi la fanno a Resana, poi quindi essere sempre qua, e la disponibilità degli insegnanti a spiegare, a prenderci da parte se non abbiamo capito, e ci stanno dietro. Del metodo di insegnamento di Qui se baila mi piace il fatto che viene preso anche molto in allegria, e è molto solare, molto allegro, è serio ma allo stesso tempo ti carica, ti dà energia, ti fa venire voglia di andare a ballare, perché proprio anche gli insegnanti sanno trasmettere questa cosa della voglia di ballare, di provare, della musica. Io sono arrivata e non sapevo neanche sentire il tempo, e adesso posso dire sentire il tempo. La serata settimanale dedicata agli allievi è molto importante, perché ci dà a tutti modo di riprovare quello che abbiamo imparato tra di noi allievi, e anche con gli insegnanti appunto che ci seguono, e è una cosa che è molto utile proprio per questo motivo, perché così ci dà modo intanto di conoscerci tutti. Non è una cosa impegnativa perché è un'oretta e mezza, e quindi non è una cosa che obbliga nessuno, ed è molto importante appunto per la frequentazione e la ripetizione, anche perché non tutti hanno modo di andare a ballare, e quindi questo serve per questo motivo qua, per integrare, che magari non tutti possono andare il fine settimana, però questo infrasettimanale dà modo a tutti di partecipare a delle serate integrative. Allora io consiglierei Chi se baila per l'allegria che trasmette, per la conoscenza, per imparare un metodo nuovo da ballo e le regole, e la consiglierei proprio per il discorso delle amicizie che si creano all'interno, e la ripetizione anche dei corsi. C'è tanta disponibilità di corsi, uno può anche dire posso rifare il primo o il secondo livello proprio per affermare quello che ho già imparato, o può andare avanti se si sente pronto per andare avanti. Lo consiglierei per la flessibilità di tutto quello che è la scuola.